Mio figlio ora ha paura di mangiare, torna a parlare la mamma del bimbo di 5 anni che ha ingerito graffette metalliche mangiando un panino al cioccolato, attese per le analisi del NAS. Rintracciato e denunciato dai carabinieri 23enne veneziano ritenuto il responsabile degli spari esplosi la notte del 2 aprile a Sant'Alvise è sequestrata una pistola scacciacani. Dopo le offese ricevute dal sindaco Brugnaro durante il consiglio comunale, il consigliere di opposizione Martini ha ricevuto messaggi di solidarietà da studenti e genitori. C'è grande timore per il futuro del paese e dell'Europa. Anche la CGIA di Mestre esprime preoccupazione per i dazi imposti dall'America. A Spinea il Comune guida una vasta alleanza tra istituzioni, scuole e famiglie per prevenire e combattere il fenomeno delle baby gang, sempre più al centro della cronaca cittadina. I sindaci dei comuni attraversati dal tratto maledetto sulla 4 danno lezioni di sicurezza stradale ai ragazzi delle superiori, giovani dei testimonia del messaggio di attenzione alla guida. Quest'anno si terrà alla Fenice il Gran Ballo delle debuttanti di Venezia, l'incoronazione della vincitrice invece sarà a Palazzo Ducale, a Cafarsetti la presentazione della seconda edizione dell'evento. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli li avete sentiti, ma in primo piano una notizia giunta ora in redazione. Dramma nel pomeriggio a Marghera, un ragazzino di 15 anni di nazionalità bengalese è stato trovato morto in casa dai genitori che, rientrati dal lavoro, l'hanno trovato esanime nel letto. Sembra che soffrisse di problemi cardiaci. Il ragazzo abitava con i genitori e frequentava le scuole medie Einaudi. Torniamo ora sul caso del bimbo che ha ingoiato graffette metalliche mangiando un panino al cioccolato acquistato in un supermercato di Spinea. La mamma preoccupata perché ora il figlio ha paura di ingerire il cibo. Stamattina non ho voluto neanche mangiare perché dice che dentro alle cose ci può trovare delle graffette. Cioè, adesso ha questo, io cerco di calmarlo eccetera, però questo e anche gli altri bambini, sono bambini grandi ma ancora molto piccoli, quindi capiscono tutto quello che accade ma non riescono a ragionarci, quindi ripeto, io non so, adesso a pranzo oggi è andato all'asilo, ma stamattina non ho toccato cibo. Tanta è la paura di trovarsi nuovamente con delle graffette metalliche nella pancia solo per aver mangiato un semplice panino al cioccolato con gli amichetti per merenda. Vedere il proprio figlio di 5 anni così spaventato fa arrabbiare ancora di più la mamma che ha voluto denunciare pubblicamente, oltre che ai NAS, quello che è accaduto dopo aver acquistato i panini in un supermercato di Spinea. Li aveva serviti al figlio e agli amichetti per merenda e solo dopo cena, quando anche lei ne ha mangiato un pezzetto, l'angosciante scoperta. Poi la corsa all'ospedale per i controlli del caso che fortunatamente non hanno rivelato lesioni, forse anche perché il piccolo era riuscito ad espellere il corpo estraneo attraverso le feci. Ma la donna non ha intenzione di lasciar perdere. È stata mandata una lettera di diffida sia al supermercato che al supermercato e dal nostro avvocato, perché adesso ci stiamo appoggiando a uno studio legale. Chi ha sbagliato deve pagare, non è il risarcimento in sé, ma è proprio una questione di principio, perché nessuna delle famiglie coinvolte vuole attaccarsi al denaro per una questione così delicata. Nel frattempo il supermercato ha precauzionalmente ritirato il lotto di panini incriminato nei vari punti vendita e ha contattato la mamma. Il supermercato mi ha chiamato invitandomi urgentemente a portare i panini con le graffette in sede perché le avrebbero dovute analizzare. Io non l'ho fatto, gli ho detto di sì, ma poi non l'ho fatto e questa mattina i NAS a cui ho riportato questa richiesta mi hanno detto che assolutamente non si dovevano permettere di chiedere una cosa del genere. I NAS, dopo essere stati nel supermercato, hanno ritirato alcuni prodotti del lotto incriminato per analizzarli. Si tratta di panini che arrivano nei punti vendita surgelati all'origine dal panificio industriale di produzione che si trova in provincia di Forlì. Una volta giunti a destinazione vengono scongelati solamente la mattina presto dall'addetto al settore del pane che li confeziona e poi etichetta senza
senza però utilizzare graffette. In questo caso non sono state riscontrate anomalie. Il problema dunque sarebbe all'origine, motivo per cui verranno effettuati i dovuti controlli anche nel panificio di produzione e una volta ottenuti gli esiti delle analisi ci vorrà circa una settimana, si valuterà ogni responsabilità. I carabinieri hanno rintracciato un 23enne veneziano ritenuto il responsabile di una serie di spari la notte del 2 aprile dalle parti di Sant'Alvise. A casa del giovane, rintracciato anche grazie alle immagini di videosorveglianza, è stata trovata una pistola scacciacani presumibilmente utilizzata quella notte. È stato denunciato per accensione di esplosioni pericolose e disturbo del riposo delle persone. Dopo le offese ricevute dal sindaco Brugnaro durante il Consiglio Comunale di ieri, il consigliere di opposizione Martini ha ricevuto messaggi di solidarietà da studenti e genitori, intanto la maggioranza continua a restare compatta. Per fortuna i miei figli sono venuti a scuola da lei, ma io penso a quelle famiglie che hanno avuto i figli che sono venuti a scuola da lei, sono rabbrividito. Questa è la cosa vergognosa, che lei abbia insegnato a scuola. Una cosa vergognosa, nessuno risponde mai di niente. Dopo quanto detto dal sindaco Brugnaro in un consiglio comunale decisamente rumoroso, dove il primo cittadino doveva rendere conto della famosa blacklist, il consigliere di opposizione Martini, ex insegnante, ha ricevuto messaggi di solidarietà da studenti e genitori. Tirare in ballo la mia carriera di insegnante, francamente, è stato da parte del sindaco veramente scorretto. Io credo che si rivolti contro il sindaco anche questo atteggiamento così arrogante, sprezzante e devo dire poco corretto. 3 ore di consiglio in cui da una parte e dall'altra sono volate parole grosse, toni troppo accesi. Creare una bagarre semplicemente perché purtroppo non ha risposte da dare. Non si fa attendere la replica della maggioranza, che si è sempre dimostrata compatta. Risposte da dare mi sembra che il sindaco ne abbia date, anche se in verità grandi risposte non c'erano, perché questa fantomatica lista nessuno sembra averla vista, se non probabilmente i giudici che stanno indagando. Però insomma non mi sembra che sia stato lui l'unico ad avere acceso i toni, visto che c'erano 50 persone tra centri sociali e varie persone che hanno continuato dall'inizio alla fine a urlare, consiglieri che sono andati giù anche con toni molto pesanti. Quindi ripeto, è stato uno spettacolo secondo me non bellissimo, 3 ore che si potevano occupare a fare d'altro. Abbiamo ancora un anno davanti di lavoro, ci sono tante cose da terminare, tante cose ancora da fare, quindi non c'è nessun motivo per il momento di andare al voto. C'è grande timore per il futuro del Paese e dell'Europa, a dirlo anche il coordinatore dell'ufficio studi della CGIA di Mestre dopo le dichiarazioni di Trump. C'è molta preoccupazione, paura, incertezza nel futuro, sfiducia evidentemente, perché il rischio è che queste guerre protezionistiche possano in qualche modo far crollare il commercio mondiale. Quindi per una regione come la nostra, che ha una grande vocazione all'export, questo può costituire un grossissimo problema. Penso ad esempio per quanto riguarda il settore dell'automotive, quindi la componentistica, l'agroalimentare, il tessile abbigliamento, la farmaceutica, sono i settori che rischiano maggiormente gli effetti negativi di queste misure. Dopo le dichiarazioni di Trump sull'imposizione dei dazi, anche in Veneto aumentano le preoccupazioni. Evidentemente, diciamo così, il rimbalzo post-Covid si è esaurito. Speravamo in un 2025 sicuramente di crescita e di stabilizzazione della crescita soprattutto, invece c'è il pericolo e il forte rischio che questi dazi possano compromettere economicamente il futuro del Paese, ma in generale dell'intera Europa. In questo scenario di preoccupazione e incertezza anche i costruttori edili hanno dei timori. I dazi creano problemi, creeranno, speriamo di no, ma problemi a tutto tondo, per cui sui materiali, sulle energie, sull'approvvigionamento, su quella che sarà la produzione nazionale. Speriamo in edilizia siano meno pesanti, insomma. Se nel 2025 per l'edilizia i numeri sono buoni, non sembra essere altrettanto per il 2026. Il problema si presenta nel 2026, dove sembra ci sia una flessione del 5,8%, è un dato preoccupante, ma siamo fiduciosi che qualcosa intervenga. La casa green con gli interventi di riqualificazione, dove teoricamente non ci saranno più i bonus, ma dovrebbero esserci altre fonti di finanziamento.
2 borseggiatrici sono state denunciate dalla Polfer di Venezia per tentato furto aggravato in concorso. Entrambe, con precedenti per reati contro il patrimonio, si erano accodate ad un gruppo di turisti diretto al Ponte degli Scalzi. Una delle 2 si è avvicinata ad una signora del gruppo tentando di rubarle il portafoglio dallo zaino, mentre l'altra ne copriva i movimenti con uno scialle. Sono state fermate e denunciate dai poliziotti. Dopo i fatti recenti di cronaca che a Spinea hanno visto protagonisti ragazzi minorenni, il Comune ha deciso di organizzare momenti di confronto tra istituzioni, scuole e famiglie. Abbiamo avuto il primo incontro con quello che verosimilmente sarà il gruppo di lavoro che si occuperà di monitorare e di fare delle proposte per provare a capire l'entità del fenomeno del bullismo. Alla luce degli ultimi episodi di cronaca che hanno visto coinvolti ragazze e ragazzi minorenni in risse e pestaggi, il Comune di Spinea ha deciso di affrontare la questione in modo strutturato, dando vita a una serie di incontri per far fronte al fenomeno sempre più diffuso e preoccupante del bullismo, puntando anche al benessere socio-affettivo degli adolescenti. Durante il primo incontro, coordinato dall'assessora al sociale, le diverse realtà del territorio, tra cui operatori di strada e rappresentanti di vari istituti scolastici, hanno condiviso le azioni già messe in atto. È stato un incontro molto importante nel quale le varie realtà si sono confrontate sulle attività che attualmente stanno mettendo in campo per affrontare e in qualche modo prevenire fenomeni di bullismo, ma anche per occuparsi del benessere socio-affettivo. Durante l'incontro sono state condivise le azioni attualmente messe in campo dalle singole realtà, con l'obiettivo di fare rete per aumentarne l'efficacia e soprattutto di individuare e attivare nuove iniziative mirate per evitare che in futuro i ragazzi e di conseguenza le loro famiglie siano coinvolti in episodi spesso gravi come quelli avvenuti nelle ultime settimane a Spinea. Il tema della sicurezza stradale al centro dell'incontro che ha visto all'Istituto Cerletti di Piemonte Oderzo salire in cattedra i sindaci dei comuni attraversati dal tratto maledetto della A4, un evento organizzato da Autostrade Alto Adriatico per fare dei giovani dei testimonial del messaggio di attenzione alla guida. Abbiamo spiegato, i sindaci hanno spiegato quanto è importante l'attenzione per tutto quello che fanno, l'attenzione alla guida per evitare il peggio che molte volte purtroppo dobbiamo andare noi amministratori a raccontare, a dire, a portare la notizia ai genitori, è quello che non vogliamo più fare. Sono saliti in cattedra tutti insieme per la prima volta i sindaci dell'asse della A4 in Veneto Orientale davanti agli studenti del Cerletti di Piemonte Oderzo per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale. Una scuola colpita lo scorso ottobre dalla morte in seguito ad un incidente stradale di un suo studente, Davide Lorenzon, e proprio perché tragedie come questa non si ripetano più, i sindaci assieme ad Autostrade Alto Adriatico hanno voluto coinvolgere i ragazzi affinché diventino testimonial di un messaggio chiaro. Per noi sindaci è fondamentale importanza arrivare ai giovani e poter insieme a loro costruire la sicurezza del futuro, quindi non basta solo sistemare le strade e usare appunto le risorse comunali per mettere a posto le nostre strade, ma anche fare squadra con i ragazzi e fare educazione a scuola. L'importanza è sempre ricordare a questi ragazzi che la sicurezza è anche la nostra attenzione alla guida, perché una disattenzione può essere fatale non solo per noi ma anche per gli altri. Un territorio questo attraversato dalla A4 nel tristemente noto tratto maledetto che sente fortemente la questione della sicurezza. Lo sentiamo molto, io sono stata anche parlamentare, ho lottato per sbloccare la terza corsia, è stato un lavoro importante fatto da tutti i sindaci del territorio e finalmente questa cosa è successa e sta andando avanti, il bando in piedi e si procede. Quindi ringrazio della massima collaborazione, però l'importante è trasmettere ai ragazzi il fatto che l'attenzione non va mai dispersa. Come città siamo direttamente interessati anche all'asse viario, naturalmente autostradale. Ricordo solo ieri che ad esempio dopo un incidente, al di là dell'incidente, la strada era intasata di auto, perché quando chiudono l'autostrada tutto il traffico viene dirottato verso San Donà. E noi come amministrazione stiamo facendo nel limite il possibile la sistemazione delle strade, possiamo fare piste ciclabili, tutto. Però come dicevo prima
è tutto alla consapevolezza soprattutto dei giovani, ma di tutti, io dicevo prima, del valore della vita. Nell'ultimo semestre gli incidenti sono diminuiti, passando da 53 a 38. I lavori per la terza corsia procedono, ma l'intervento sull'infrastruttura non basta. Oltre l'80% degli incidenti che accadono per disattenzione, e oggi siamo qui perché vuol dire che il fattore su cui dobbiamo investire è la cultura della sicurezza stradale. Pensate che solo il 5% degli incidenti succedono nella rete autostradale, tutto il resto, il 75% urbani, 20% in quelli extraurbani. Pertanto comunque quel 5% noi, ovviamente il nostro obiettivo è di azzerarlo. Quest'anno si terrà alla Fenice il Gran Ballo delle debuttanti di Venezia. L'incoronazione della vincitrice invece sarà a Palazzo Ducale, a Cafarsetti la presentazione della seconda edizione dell'evento. È arrivato alla seconda edizione, The Venice Debutant Grand Ball, il ballo delle debuttanti di Venezia. Il 17 maggio sarà una giornata intensa nel cuore della città per un evento a cui partecipano artisti come tra gli altri una delegazione dei migliori ballerini della Scala, musicisti jazz del Conservatorio Benedetto Marcello, una compagnia di danze storiche di Verona, ma soprattutto delle novità rispetto alla prima edizione. Prima di tutti il Teatro La Fenice, che toglierà per noi proprio tutta la platea come Vienna, quindi una cosa straordinaria. Il secondo, che siamo riusciti a portare il momento dell'incoronazione nella loggia del Palazzo Ducale, che è un luogo inarrivabile perché non fa neanche parte del percorso museale in quanto sede della sovrintendenza. Tra le ragazze c'è Giulia Pampagnin, 22enne padovana, vincitrice nella scorsa edizione del premio Queen of Waltz, regina del valzer. Io ballo da quando sono piccola, quindi ho questa passione per la danza, quindi sono stata semplicemente me stessa. Da Settecento il ballo delle debuttanti ha una forte tradizione in Francia. In Austria si è consolidato dall'Ottocento con il famoso Opernball all'Opera di Vienna. A Venezia nasce dall'intuizione avuta in Piemonte dal maestro Silvia Casarin Rizzolo. Mi hanno invitata a Reggio di Venaria Reale. Lì ho capito la bellezza, la portata di questo evento. Poi mi sono subito confrontata con l'edizione al momento più faraonica di tutte, che è quella dell'Opernball di Vienna, e da lì proprio è scattato l'amore. Come società del comune, come Vela, noi siamo sempre accanto alla crescita di nuovi format e questo evento si inserisce proprio nel promuovere format che siano di promozione della città, di promozione delle sue eccellenze, ma soprattutto di qualità. The Venice Debutant Grand Ball ha un sito internet e un numero WhatsApp in cui è possibile prenotare gli ultimi posti. Per il secondo anno, madrina dell'evento è la presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano. È un evento che è di portata sicuramente internazionale e che è un grande tributo all'arte, alla bellezza, alla musica, alla danza e alle nostre tradizioni. Primo appuntamento sabato sera con le corse organizzate da Venice Marathon, 5.000 gli atleti al via che affronteranno un percorso molto bello e suggestivo in notturna. Si corre sabato sera con partenza alle ore 21 dal Terminal 123 nell'area marittima del Porto di Venezia la nona edizione del CMP Venice Night Trail, prima corsa organizzata da Venice Marathon. In questo 2025 saranno in 5.000 gli atleti al via, ognuno con una torcia per illuminare i propri passi, in un percorso bello e suggestivo lungo 16 km che attraverserà anche 21 ponti in una Venezia tutta di notte, una magia. Correre in mezzo alla gente, correre in contesti diversi, più accoglienti, più suggestivi, sta avendo un grande successo in tutto il mondo. E poi indubbiamente il percorso di Venezia, questa Venezia di notte magica, anche perché noi abbiamo scelto poi un percorso periferico, diciamo, rispetto alle solite destinazioni turistiche, quindi tutta la parte di Canareggio, le Fondamenta Nuove, l'Arsenale e poi Sant'Elena, e facciamo a ritroso il percorso della Venice Marathon di ottobre. Tra i favoriti per questa gara ci sono senza dubbio gli italiani Nicolò Petrin e Francesca Tonin, dominatori delle precedenti edizioni. Il calendario di quest'anno è già ricco di appuntamenti. Poi avremo la bellissima gara di Jesolo a fine maggio, poi la mezza maratona, la Moonlight, poi abbiamo Lido Beach Trail, anche questa è una gara molto suggestiva, e poi naturalmente la grande Venice Marathon che compie 39 anni, quindi già siamo lanciati verso il quarantennale del 2026.
E da Venezia è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.